Città metropolitana, strategia al 2030 per vincere la battaglia dell'economia, della povertà, dell'ambiente, dei vari temi, aiutando chi? I comuni e la regione. Le città metropolitane in Italia esistono oramai da un lustro. In 14 casi, Venezia compresa, hanno sostituito le vecchie province, ma per molti cittadini rappresentano ancora un oggetto misterioso, se non addirittura un semplice cambio di nome rispetto all'ente precedente. Per Gianfranco Perulli, avvocato, docente di diritto amministrativo allo UAV di Venezia, che ha scritto 4 libri e un codice della città metropolitana, l'ultimo dei quali sarà presentato il 22 maggio all'Ateneo Veneto, le città metropolitane rappresentano al contrario una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo. Diversamente dai comuni della regione, che sono enti che costano, qui chi lavora, gli amministratori delle città metropolitane sono a titolo gratuito. C'è poco personale, quindi è un ente nuovo, agile, una specie di agenzia utile ai comuni e alla regione. E quindi io credo in una potenzialità. È fondamentale il discorso, come negli altri stati europei dove c'è la città metropolitana, bisogna pensare al 2030, cioè non possiamo pensare a una strategia di breve durata. Programmare una strategia a lungo termine, guardando ad un'area vasta che va oltre i singoli confini comunali, sono dunque le due caratteristiche basilari della città metropolitana. Entrando poi nel merito, la città metropolitana può intraprendere diverse azioni con maggiore facilità rispetto alle province. Ad esempio, nell'ambito dei servizi di appalto, in questa materia, infatti, la città metropolitana funziona da stazione unica appaltante e consente ai comuni, soprattutto a quelli medio-piccoli, di poter svolgere degli appalti anche complessi. Consente inoltre, in materia di appalti e di ambiente, di sviluppare e di aggregare gli enti comunali per attrarre fondi europei.